Continua il braccio di ferro tra medici di famiglia e Regione Veneto. In 600 si sono dati appuntamento all'Assemblea regionale per evidenziare le ragioni di un possibile sciopero. Non ci stanno a subire quello che definiscono un eccesso di potere e di autoritarismo da parte di Palazzo Balbi, che avrebbe disatteso ogni accordo per sviluppare le medicine di gruppo e la medicina del territorio, imponendo invece un impegno di informatizzazione relativo ai fascicoli sanitari. Lo sciopero, e questo è una cosa che oltretutto ci lascia allibiti, perché i medici sono stati in qualche modo vessati rispetto alla protesta che hanno determinato su una scelta che non vuole danneggiare i cittadini. I medici continueranno la loro assistenza, i cittadini non avranno alcun disagio. L'unico processo è quello di bloccare la trasmissione dei dati. Sembrerebbe in questa regione che è più importante la trasmissione dei dati che l'assistenza ai cittadini. Però sono i cittadini che spesso si lamentano del servizio del medico di famiglia, e questo credo non solo in Veneto. Ma guardi, le statistiche si sono determinate, una ultima è stata fatta proprio in questa regione, è stata commissionata oltretutto non dai medici di famiglia, per cui uno potrebbe anche pensare in quel caso che c'era un bias di influenza. È stata fatta anzi forse sperando che le risposte dei cittadini fossero diverse. Questa secondo me è anche una leggenda, mi permetta. A oggi sostanzialmente il medico di famiglia rimane il soggetto più gradito ai cittadini, rimane il soggetto più vicino ai cittadini. Uno sciopero che la Regione non accetta e avrebbe paventato la possibilità di sanzioni disciplinari, ma i medici ripetono che non sono dipendenti pubblici, ma liberi professionisti che lavorano 48 ore alla settimana, e se fossero dipendenti per l'organo regionale ci sarebbe un incremento di spesa del 37%. E sì che il 22 ottobre i veneti sono chiamati ad esprimersi per un'amministrazione meno centralista. Quali gli effetti sulla gestione sanitaria? Zaia dovrebbe fare la sua battaglia politica sui tavoli nazionali, portare a sintesi nazionale questi discorsi e relativare in quel caso un interesse nazionale partendo dalla sua regione. Se no fa un altro Stato, non credo che vogliamo tornare ai feudatari.